Allora, eccoci un po' insieme, solo per dare la risposta al messaggio. Il voucher aiuta quelle aziende piccole che sono in difficoltà, che avrebbero difficoltà a fare un contratto per collaborazioni così a spot. Chi è onesto di fatto lo aveva utilizzato anche bene. Il problema è stato sempre, come sempre nel nostro paese, i disonesti che ne hanno abusato, e quindi il voucher è diventato apriticielo, diciamo perché nasceva per l'agricoltura. No, poi. esatto, il voucher è nato per l'agricoltura come strumento, però in questi anni i contratti sia dell'agricoltura che del turismo e del commercio si sono evoluti proprio per tenere conto sia della stagionalità che dei bisogni che le aziende oggettivamente hanno di chiamata estemporanea rispetto a quello. Quello che noi non possiamo permetterci in un paese come il nostro è quello di trasformare un lavoro stagionale in un lavoro occasionale, perché questo significa peggiorare le condizioni di lavoro, non favorire, diciamo, l'azienda o la qualità del lavoro. E siccome noi abbiamo aggiunto dei picchi di utilizzo dei voucher spropositati, soprattutto qui in Veneto, e siccome questi qui sono stati utilizzati per nascondere il lavoro nero, non per farlo emergere come erano partiti inizialmente come idea, siamo già stati molto scottati rispetto a questo. E noi, a proposito di democrazia, come CGIL abbiamo raccolto 3 milioni e passa di firme per abolire quei voucher, Quindi il popolo, i cittadini si sono espressi, perché quando abbiamo spiegato anche alla luce dei dati cosa stava avvenendo, ma poi ognuno con i propri figli l'ha visto, cosa è successo, cosa facevano, un voucher e 10 ore lavorate, non si può giustificare tutto. Quando parlavo prima di lavoro dignitoso, visto il decreto dignità, di questo si parla, che a fronte di un lavoro ci deve essere una equa retribuzione, ma anche un riconoscimento di un sistema di diritti. Fare un lavoro stagionale, un lavoro a chiamata, dietro a un sistema contrattuale che prevede anche delle garanzie anche per chi lavora. Il voucher è niente, è il vuoto rispetto a questo. E noi sul vuoto, su queste sabbie non costruiamo il futuro del paese, né dei nostri figli né dei nostri giovani. Assolutamente. Assieme si trovano le soluzioni anche per le esigenze che ha quell'azienda agricola, ma assieme. Allora, l'alternativa al voucher il nero, e lo sanno tutti, altrimenti non ci sarebbe lavoro. Vabbè, non torniamo su questo argomento, esatto. se no andiamo avanti. Io vorrei partire con le slide e quindi quali novità sulle pensioni, quota 100. A questo punto la patata bollente passa a Rosanna Bettella. Nel senso che intanto premettiamo che sono tutte notizie giornalistiche, ipotesi che leggiamo ogni giorno sui giornali o vediamo le varie TV, e quindi non c'è un testo scritto, non c'è come adesso il decreto dignità che è uscito con delle misure ben precise. Quindi sono tutte ipotesi. Quindi voi avete messo quota 100, che è stata di cui si è parlato, per spiegare di che cosa si tratta. Allora, cosa sembra di capire che intenda questo governo fare quando si parla di quota 100? Praticamente è l'ammontare minimo che ci vorrebbe fra età anagrafica e anni di contribuzione per poter andare in pensione. Quota 100, quindi immediatamente uno pensa, finalmente faccio una somma, finalmente posso andare in pensione, guarda che bello, posso andare in pensione già il mese prossimo, cioè vuol dire, fra uno qualche dice mese. 60 anni di età, 40 anni di contributi. Allora, quota 100, realtà... io profano penso, sommo indipendentemente età e se facendo la somma posso andarci, Allora, rispetto sempre a quello che leggiamo sui giornali, eccetera, che sentiamo, sembra che ci siano dei paletti. No, non ci sono. Perché se no, chiaramente la platea sarebbe molto più ampia. E per esempio, uno dei paletti è che bisogna avere 64 anni di età e di conseguenza 36 anni di contributi. Ma poi, di questi 36 anni di contributi, anche qua sempre parliamo di contributi come prima, sono importanti capire cosa sono, cosa significa la contribuzione. Degli anni di contribuzione, di quelli figurativi. Cosa sono i figurativi? I figurativi sono quelli che vengono dati per esempio quando si è in cassa integrazione,
la maternità, vari congedi che sono previsti poi contrattualmente, no? Per cui paga lo Stato di fatto, no? E non paga il lavoratore. Di questi puoi calcolarne al massimo 2 anni, ma noi sappiamo che se una donna ha avuto più di un figlio, no? Intanto siamo molto contenti perché ne ha avuti tanti di figli, no? Però di fatto sarebbe penalizzata, oppure se un anno lo perde, facciamo 3 figli, un anno lo perde. Appunto, oppure se un lavoratore ha avuto sfortuna, e poi con gli anni di crisi questo è capitato spesso, ha avuto parecchi periodi anche di anni, no? Di cassa integrazione, se ne calcola solo tanto 2, quindi anche qua, quindi questa quota 100 è un po' anche questo un miraggio, bisogna capire bene. Se comunque la proposta sarebbe 64 anni di età minimo, quindi non prima dei 64 anni, certo, con da 36 anni in su anni e di contributi continuativi oppure no? Cioè possono essere contributi versati, certo. Perfetto, no? Perché calcolando quelli che hanno avuto delle pause molto importanti, eccetera. Quindi, però la persona, questa è la domanda che è ricorrente, e che c'era anche quando si parlava di varie opzioni di uscita precedente, la persona che dice benissimo 64 anni e 36 di contributi versati, vado in pensione. Ha una pensione più bassa rispetto a che avesse aspettato magari qualche anno in più, di arrivare a 40 anni per esempio di contributi versati? La pensione è calcolata sulla base dei contributi versati. Quindi c'è sempre questo calcolo dei contributi, certo. Quindi prenderà una pensione minima e via più. Chiaramente non è la pensione di chi matura i 40-41 anni, certo. È inferiore. Perfetto, quindi questo resta invariato. Sempre sulla base dei contributi versati. C'è tutto un sistema poi di valorizzazione dei contributi versati, perché insomma è tutto un calcolo che viene fatto a livello dell'INPS, per cui certo. C'è una valorizzazione. Cioè, diciamo che però il fatto dei 2 anni appunto di contributi figurativi qui per il nord industriale, con la crisi che c'è stata, è molto molto limitativo. Sì. Perché noi abbiamo avuto anni di cassa integrazione, mobilità delle persone, e se hai il tetto di 2 anni. Cioè, quindi tu ti tieni 2 anni, se però ne hai fatti 4 te li perdi 2. Non ti calcolano, noi abbiamo tanti che ci stanno chiedendo nelle sedi, ma posso andare in pensione, no? Perché chiaramente c'è il governo, adesso posso andare in pensione, mi hanno promesso che andavo in pensione, adesso voglio andare in pensione, e noi siamo costretti a dire no, calma, intanto non c'è niente, no? Stiamo ancora parlando. Dopodiché questa cosa dei 64 anni e 36 di contributi, dove la posso trovare? Grazie, mi piace informarmi. Sì, sul contratto di governo, così come è detto, non è meglio precisato perché si parla dei 100 anni, come diceva, quota 100. Come diceva Rosanna, poi sono tutte le elaborazioni che si stanno affinando, di cui leggiamo, sono dei vari economisti che fanno riferimento al governo, che stanno cercando di affinare la proposta. Infatti ci sono lavori in corso. I lavori sono in corso, ecco, però appunto quando vengono a noi a chiederci ma io posso andare in pensione con i 100 anni, noi diciamo attenzione, ma tu sei in mobilità, no? Guarda che quanti anni hai fatto di cassa integrazione, hai avuto maternità, sono tanti i casi, e da noi appunto con la crisi che c'è stata le persone che non vedono l'ora di andare in pensione molto spesso hanno questa problematica. Perfetto, prima di andare di nuovo in pubblicità, qui passo la parola, chi delle due vuole rispondere? La CGIL invece nella vostra piattaforma che cosa chiedete relativamente a questo tema di cui abbiamo spiegato che cosa dice il governo e come va interpretato? Noi praticamente abbiamo sempre parlato della possibilità di andare in pensione con flessibilità, diciamo, a partire dai 62 anni. E qua ognuno fa la sua scelta, e poi comunque da valutare sempre la gravosità del lavoro, no? Che la tipologia del lavoro, l'organizzazione e quant'altro. E questo lo si è visto bene anche nella nostra piattaforma, le cose che abbiamo ottenuto con la cosiddetta APE sociale, no? E quant'altro, in cui
c'è stata una differenziazione dell'andata in pensione, la possibilità di anticipare questa uscita proprio sulla base di mansioni, no? Ma non solo lavorative, anche familiari. Certo, quindi tener conto di alcune componenti. Credo che è sempre molto importante valutare la situazione della persona, no? Rispetto alla... Quindi voi chiedereste 62 anni. Senza altri vincoli. Senza altri vincoli, perfetto. Ci sono altre novità, ne parliamo però come sempre dopo la pubblicità, per cui state con noi.